Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati dallo stadio Scalarba di Via Lussu in Macomer. Noi qui per raccontarvi Macomerese Porto Torres, 13ª, ultima giornata d'andata del campionato di promozione sarda per quanto riguarda il girone C. Vidi lì, prova a rompere il raddoppio, non c'è fallo per il direttore di gara, Pala tiene la palla sotto le gambe, non c'è nulla per il direttore di gara. Allora ancora il pallone verso Foddai, prova la deviazione con la testa, è arrivato leggermente fuori tempo l'appuntamento col pallone. Sì, con tutta probabilità il numero 8 andrà come al solito dentro l'area, il pallone per Sissé, occhio alla deviazione, saltato Soggio più in alto di tutti. Foddai, bel cross verso Ferrari, a duello proprio con Pala, il pallone per Caria che si coordina per il destro, un po' impreciso, nessun problema per Falchi che osserva il pallone allontanarsi. A Costa da Giacchero, bella palla per Sissé che scarica verso Barria, bella azione, può calciare e la palla va in porta. Errore qua di Falchi, gran gol di Edoardo Caria. Dopo la parata non mi pareva che la palla potesse entrare. La palla passa sotto la suola di Caria con palla che interviene ancora in scivolata. Sissé punta ancora all'area di rigore, Sissé allarga bene per Foddai, un po' di spazio per il numero 7, tiro cross e Ferrari non riesce ad arrivare all'appuntamento col numero 4 del suo campionato, mister Congiatta. Il pallone sul primo palo, Gasquez così, la palla rimane lì, non c'è nulla. Palla controlla, o meglio tenta di controllare questo pallone complesso, e poi è Sanna che addirittura sulla tre quarti, esce Falchi, la porta è vuota, Ferrari calcia col destro, leggermente impreciso però. Ecco Gasquez in area, lascia lì per Ferrari, non chiude la partita il numero 10, gran parata di Falchi che tiene a galla i suoi. Greco ad inseguire quel pallone. Falchi rischia tantissimo qua, Sanna calcia col sinistro, incredibile, sfortuna per il numero 20, la palla accarezza il palo, ci mette la testa Naquet, gran giocata del 19, occhio alla possibilità di contropiede adesso con Foyce che ha tutto lo spazio per scegliere come concludere, va col destro Foyce, calcia addosso però alle maglie. Intervento di Pala ad anticipare Ferrari, non riesce però a far tanti metri a quel pallone, allora Ferrari può anche pensare di partire in contropiede, c'è Foyce che offre una soluzione, può scappare sulla sinistra, un po' di spazio per il numero 17, sul secondo palo c'è Naquet, Foyce preferisce andarsene sulla bandierina. E allora fischia 3 volte Ruggero, ha vinto la Macomerese, ricomincia nel migliore dei modi la stagione della formazione di mister Scotto.